Ascolta, Marchese, una domanda che Ciriaco, scusa, una domanda che ti ho chiesto prima, ma volevo che lo spiegassi a tutti, è perché sono passati 5 anni dalla prima edizione, poi adesso lo conosciamo come l'edizione Giunti. Come mai? È stata una tua scelta, una scelta dell'editore, una scoperta per caso? Io avevo, quando avevo fatto Rechella, avevo mandato Rechella a due editori nazionali, così, perché il libro mi piaceva, perché anche Barchisi mi aveva detto che era vogliono 0,1%. E allora l'ho mandato così e poi me ne sono dimenticato, perché sono passati più di 2 anni. Poi una notte ero a Singapore e stavo dormendo alle 2 di notte, è arrivata questa telefonata da Milano, da Antonio Franchini, che è il diciamo, Responsabile. Sì, editoriale e culturale della Giunti, il quale tra l'altro non mi conosceva, io non conoscevo lui non conosceva me, ha iniziato a darmi del tutto, mi aveva dato fastidio, alle 2 di notte dice Ciriaco, a urla, e nella stanza al fianco c'era mia nipotina, per cui io ho detto mi scusi, abbassi la voce, qui sono a Singapore, mi sta rovinando la nipotina. E comunque vabbè, lui gridava perché questo libro gli era piaciuto tantissimo, allora dice appena torni da Singapore passa da me e lo rivedi, e praticamente ci abbiamo poi lavorato un altro 9 mesi, è nato un altro bambino, insomma. Ma da Rechella non c'è molto di trasformato, di cambiato, solo a disposizione forse dei capitoli, qualche personaggio è scritto in modo diverso. È scritto, ci ho lavorato tantissimo, quindi è scritto meglio, la storia è più secondo me è più lineare, molto più lineare, più curato, sì. Anche la trama che c'erano un po' troppi salti, diciamo, è stata ordinata, cioè diciamo che invece che 16 volte è stato fatto questo romanzo, è stato fatto 18 volte, e quindi così non l'ho scelto io, non è stata una mia scelta, però sta funzionando, vuol dire che insomma anche loro qualche esperienza ce l'hanno. Ecco. E il titolo? Il titolo che io avevo messo, la mia dedica era a un altro il bandito Bachisio Sulis, noto Sulis di Arezzo, il quale nella seconda metà del 1800 si innamora della figlia del prete del paese, perché allora perché nella mia i preti avevano molta la figlia del prete, il prete chiaramente si incavola perché doveva essere lui a scegliere, eccetera eccetera. Lui era un maestro elementare che scriveva poesie, quindi un po' un artista eccetera, quindi non era proprio un buon partito. E quindi il prete lo denuncia ai carabinieri, praticamente lui è per una cosa che non aveva commesso, e lui è costretto ad andare in latitanza. Sta in latitanza 12 anni, soffre moltissimo perché era innamoratissimo di questa donna qui, e le dedica questa poesia che si chiama Barricada sicché si stella mea. Barricada, lo sapete, vuol dire svanita, non è tramontata. Ed è una poesia molto bella, lunga anche, e quindi era diventata la bandiera dei banditi sardi, perché allora nell'Ottocento non erano banditi criminali come adesso, ma erano banditi costretti, diciamo, ad andare in latitanza, eccetera. Quindi c'era un'area anche di romanticismo molto bella. Beh, comunque lui torna in paese dopo 12 anni, quando scade la pena, eccetera, eccetera, e il prete lo fa ammazzare. Lui viene ammazzato nelle strade di Arezzo. E quindi una storia molto bella. Io avevo messo la prima strofa delle cose ed è piaciuto il nome Stella Mea, perché insomma prende, e quindi è efficace. L'hanno scelto loro, diciamo, sulla base di una poesia. Chiunque può intervenire, magari Diego vuoi fare una domanda? Però prima volevo dica. Franco? Io ho
ho acquistato il libro in digitale, però confesso di aver letto soltanto i primi 2 capitoli. Quindi non ho avuto il tempo, lo farò volentieri, insomma, adesso più stimolato di prima. Sto leggendo sicuramente con molto piacere. Grazie. Insomma, i primi 2 capitoli già consentono un primo inquadramento del libro e quindi mi riconosco in nelle considerazioni che sono state fatte da Diego e anche dal professor Bandino. C'è questo intreccio nel libro di storie costruite, inventate, fantastiche, insieme a fatti vissuti, a dei vissuti. E tra questi vissuti credo, siccome anch'io ho la mia età, i miei 76 anni, di cui si diceva prima, siamo pedale, credo, mi pare. Ma non dovevano. Non dovevano, Non li però dimostриamo. per solidarietà, mi ci sono messo anch'io, per solidarietà. No, voglio dire, credo che la famiglia che si trasferisce da Biti a Nuoro, i componenti è la stessa precisa identica della sua famiglia. È così? Beh, allora mio nonno era figlio di pastore, ma lui era diventato avvocato a Sassari, quindi quando lui si è trasferito a Nuoro non aveva la stalla dietro, c'erano delle differenze, insomma. I componenti della famiglia... Però diciamo, c'è questo venire da Biti a Nuoro, era parte della mia famiglia, quindi faceva parte di tutta una serie di racconti, non precisi a quello, perché quel libro è un romanzo, insomma, c'era tutta la parte romanzata. Però senz'altro c'era questo avvicinamento, questo fatto che la mia famiglia è venuta da Biti a Nuoro. Esatto, quindi c'è questa tessitura, come diceva il professor Bandino, di su cose reali, cose vissute. E questo professore che te l'ha imparato? Ma chi vedo? Volevo dire che nel libro, già dal secondo capitolo, si vede che c'è un legame profondo tra l'autore con Bitti. Certo, l'ho detto. Su di Sterro, sì. Uscirà adesso su Vizi tipo Su di Sterro. E la Ponato, Giuseppe non sta. Su di Sterro, dei Bitesi, e quindi c'è questo giudizio favorevole, certo. è un andare fuori perché preveggenti i Bitesi, quindi un giudizio molto Ti positivo. dicevo prima, Per migliorare il proprio stato economico, il proprio Certo. stato sociale, insomma, Certo. quindi dicevo c'è questo. prima a Bachisio che è con l'età che sta uscendo fuori questo attaccamento a Bitti molto molto forte. E quindi lui diceva appunto a Susanne non stava. È così. E non può che farci piacere. Sì, perché anche l'altro giorno a Roma ho trovato dei bittesi e tutti quanti, noi siamo bittesi, devo dire che invecchiando sto diventando sempre più bittese. E comunque voglio dire, questo non può che farci piacere. Mentre da subito, già dal secondo capitolo, si vede che c'è un rapporto, diciamo così, non molto idilliaco con Nuoro. Vabbè, ma anche qui, chi è di Nuoro qui, scusate, perché poi se no... Nessuno. Allora loro vanno via tutti, sono andati via tutti, cioè perché c'è una ragione, ma io dico questo, no? Allora i noresi non leggono Grasselletta, nessuno ha detto Grasselletta, leggono, come si chiama lì? No, Cane al vento, leggono Cane al vento e uno legge Cane al vento e dice io ho letto Fa tutto. finito. Ma soprattutto non leggono Salvatore Sarti, perché se uno leggesse Salvatore Sarti, il giudizio di Nuoro è quello. Cioè chi può toccare il giudizio di Nuoro di Salvatore Sarti? Ma il giudizio di Nuoro di Salvatore Sarti è tremendo, non pesante, è tremendo. Basta leggere Salvatore Sarti. E però fanno i film, fanno il teatro, ma chi cacchio lo capisce Salvatore Sarti?
San Matteo Santo se n'è dovuto andare via perché l'area di Nuoro era irrespirabile, come è andata via Grazia Deledda, come è andato Giovanni Nomi, come è andato Flori, tutti sono andati via da Nuoro. C'è una ragione. Purtroppo è così. Mi piace Marile, ma che nella pagina di Nuoro. Ci raccontiamo un a toccare. Hanno si l'umanità su chi vorrà un patto. Io ho abbonato a trovare. Io ho abbonato in Sabonga Pizzi. Sono gli eventi della vita, la parola la possiamo posto. Mi penso in quel caso non si deve salare che mi piace solo il bel fatto un po'. Ma credo che l'hanno Non devo leggere nulla, solo abbonare al dottor la stessa che va poter porre in questo libro, però anche un care sotto lo stupito di care, insomma, che è vero, è nato un bacchetto, il libro è veramente beneato, insomma, ecco, l'architettura del suo libro si è fatta da in attenzione da persone, insomma, capaci di lo hackere. Tanto che, per esempio, una figura che sicuramente all'università fuori era io una figura di collegamento, Murichessa, per esempio, a un certo punto il suo libro pare che ti perda, sa, su conto di Angela, non riesce a collegare chi su conto di Rachela, insomma, e quindi poi riesce a fuori a Murichessa e comprende se chi stai danne di Samatessi Aia, di Samatessi famiglia, insomma, e poi da cui è nasciti che tu non ti inabissi a leggere nel suo libro, a un certo punto poi basta, la data non torna, ecco, questo è stante su scrivere, insomma, ecco, che ti inabissi, tu leggi tutto, e pare che già spontanea Angela è tutto verificato, e poi dopo arriva già... Non svelarlo però. No, vabbè, ma io... E questa è una parte molto intricata, è meglio non svelarla questa No, parte. la so svelare, insomma, cioè sono anni di l'architettura del libro, insomma, io penso di suscitare curiosità che devi svelare, insomma, su queste. Ma mi voglio fermare su questo fatto che è vero che fatto una ricerca meta approfondita su questa cosa che viene citata, insomma. Intanto vabbè, che gli scrivi si fatto una filosofia pure tua, insomma, cioè su chi è citato, Schopenhauer, che è interpretata la Sardegna, insomma, poi la figura del sitesinare, del suo diavolo, del paressuoso, e batto una filosofia, paressuoso sul principe questa terra è il divino è separato dal pari suo, con due cose che si muovono in due dimensioni diverse. Poi queste la questione del semigrato, che è il disterrato due via, il disterrato cano annat e il disterrato cano torna. Cioè, quindi non vi sposo, insomma, è una persona che è sparita, ma viene Rachele a un certo punto si rimanda a che ne dare a mamma, insomma, ma e te piace sono uno, a secula che ne mi sconto che l'este un senso di esistere, insomma, io qui sono esistita. E quindi pone tutto questo argomento che sono estremamente complessi, ti lo spone, lei ti lo pone, insomma, va di manna schiesa un romanzo, insomma, che assume un altro aspetto. Conto poi importante è che serve a posizionare, per esempio, su conto della lodola, della molto gusti lodola, che paiono conto di nulla, poi per scoprire che questa lodola ha distrutto il mondo. Prima si sedeva su Poletto e poi sul venditore, normalmente il numero del suo venditore si pone sul problema. Io podonzi lodola che è non è un anno morto. E quindi in cui poi queste sul concetto del Bardanelli come mestieri, cioè non viene visto come una cosa legale, no, è vero che su Bardanelli
esistita quasi come ente mestieri, uno esistita rischiate su inclinato che corse dei mestieri a chi si parla neri. E questo fa che si parla, un entourage che Era una missione per lui, era una ragione di vita, no? Poi sul concetto di vendetta, che tornava la vendetta poi. Cioè, a un certo punto Rachele si investiti di questo dovere di vendetta, ma una vendetta di hacker. Cioè, quasi si ripropone un cliché che veste insomma in questa società e magari sa che siete stata come Madrid e poi in Argentina eccetera eccetera, che dirà dai lì che sa vendetta, cioè ammettate un po' lo scrivere dai a Perù e a Saida in un bistaiana in un'occasione particolare che era una vendetta chissà del canno, insomma tutto questione e quindi chi veramente anche in questo libro non solo un conto ben impostato, insomma, da questa iaia, in effetti appassiona, questa iaia azzurribile, poi non è manco un'istrega, esplode un'istrega, cioè la mamma Renata, no, mica non è un'istrega, è un'azzurribile, gli precisa, non è qualche cosa di diverso, insomma, cioè una maniera più potente. Ecco, la domanda è scusa, ma questa ha utilizzato questa credenza popolare in termini di strumento letterario, cioè pro impostare sul conto o pensa davvero che la società in questo periodo è stata permeata di questa presenza? Oppure... Assolutamente sì, io sono cresciuto in una continua presenza del soprannaturale, infatti mi dà un po' fastidio definire il libro di realismo magico, mi dà fastidio un po' la parola magico, non magia, no. Perché non era magia, era soprannaturale, e soprannaturale toccava mio zio, toccava mia nonna, toccava l'altra nonna, toccava nel quartiere tante persone e poi ho conosciuto proprio, ma penso che poi se ci pensiamo un attimo tutti noi abbiamo conosciuto una Assurbile, perché persone che vivono per il male e succhiando il male attorno ce ne sono, non è che siano c'erano e ci sono, c'erano e ci sono. e ci saranno. Dici tua nonna erano in che senso soprannaturale? Allora, mia nonna di madre, che era più, fatemi dire, popolana, eccetera, era di quelle che conoscevano Sorverbos. Quindi era la base un po', diciamo, agropastorale delle cose. Non era super specializzata, non era, diciamo, però comunque lei frequentava queste cose qui e lei diceva che parlava col diavolo, lei aveva la casa, scusate, entriamo un po', però fa parte delle cose. Lei aveva la casa, lei diceva che i gatti erano Zagatu, perché anche tutto il soprannaturale era di targa delle donne, non degli uomini. Erano le donne che avevano un contatto con le... Poi Zomine che scusate si chiamava, l'uomo che fa le cose, mette in atto delle cose, le pietre focaie per togliere il fuoco di Sant'Antonio, tutte queste cose. Allora l'uomo eseguiva delle cose, ma il contatto col soprannaturale ce l'aveva la donna. Allora in casa il gatto in nuorese, non so la dice in vitese, si chiama Zaga. Zaga. Perché aveva un contatto col soprannaturale. Il gatto era l'intermediario del diavolo. E allora gli dicevo, ma scusa, perché se quello del diavolo ti tieni in casa 30 gatti? E nonna diceva, perché tu devi conoscerlo il diavolo, perché tu devi sapere cosa sta pensando il diavolo. No, non puoi vivere pensando che il diavolo non esiste, il diavolo esiste. E allora è meglio avere i gatti in casa e sapere cosa stanno combinando che non avere niente e vivere nell'ignoranza. E questa era la mia.
L'altra nonna era più, ripeto, nonna Zirolia, nonna Giovanna, nonna Giovannina era molto più, ripeto, era più colta, era donna, quindi era di una età, di tempi tossicane, eccetera. E lei, anche attraverso il fratello, aveva dei contatti col soprannaturale, quindi parlava continuamente e aveva delle illuminazioni verso le persone e diceva che per esempio quello sarebbe finito male perché non era tanto per il carattere, perché era portato, eccetera, eccetera. Poi ripeto, nel quartiere e nei quartieri, perché una mia nonna era di Siena e l'altra era di Santa Maria della Neve, c'erano figure incredibili di cosa a quei tempi lì. C'erano i matti, Nuoro era piena di matti, c'era 34 forme di pazzia, gli stati. Siamo un primato fortissimo, c'ha 11 diavoli, lo dico sempre, c'ha 11 diavoli stanziali sopra Nuoro e non c'ha nessuno, quindi anche questi con nome e cognomi, eccetera, eccetera. Negativo? Eh? È soprannaturale, è solo nel negativo? No, non ci può essere, può essere un soprannaturale positivo? Assolutamente. Anche perché si parla, credo, di sensibilità. No, certo. Beh, sensibilità sì, certo. C'è chi è più portato a percepire negli altri i dolori, questa è una domanda che io mi sono fatto tante volte, perché io dico, perché mi hanno detto, per esempio, adesso durante questi giri, dice sì, però questo riguarda delle, come posso dire, delle civiltà tipo quella di Nuoro, cioè cose molto ristrette, molto arcaiche, diciamo così, e quindi è chiaro che queste, chiamiamole superstizioni, esistono più lì che non a Milano. Però non è vero questo, perché io vi faccio un esempio. Zona c'è Per esempio Val di Susa e Piemonte è tutta una parte di soprannaturale, faccio un esempio, ma io vi dico Singapore è la città più tecnologica al mondo, più avanzata, più tutto. Bene, quando hanno fatto la metropolitana viola, che c'è un andamento di questo genere, arrivati vicino a un parco, che era un parco dove c'erano anticamente dei cimiteri, eccetera. Gli operai non hanno voluto andare avanti a costruire questa stazione che si chiama Ferrer, perché era pieno di subile, era pieno di presenze e disturbavano gli operai. Allora cosa ha fatto il governo? Il governo singaporeano, che voglio dire illuminato, tecnologico, ha chiuso questa stazione. Questa stazione non è stata aperta. C'è l'uscita a Ferrer, ma nessuno è chiusa. Leggevo che ci sono dei numeri che in alcune zone non mettono perché dicono che sono portatori. Appunto, io non credo che sia solamente una questione di sensibilità, io credo che il soprannaturale in certe situazioni si riveli. Ma Singapore, come Val di Susa, come a Nuoro, come sono altre parti, situazioni che si portano dall'antichità comunque. non c'ero, quindi non lo so. Io dico quello che ho vissuto io, no? Nel senso, io l'ho vissuto, sono ricordi ho visto anche un mezzo esorcismo e devo dire che mi è bastato da qui fino alla fine dei miei giorni. Mai auguro di vedere un esorcismo. Andiamo avanti con... Sì, no, volevo intervenire perché stava emergendo la questione dell'immigrazione. Partiamo da un dato quasi biografico, no? del nonno, che non era pastore effettivamente, però dall'850, dalla metà dell'800, da Bitti, le famiglie dei pastori, che erano famiglie numerose, come si usava allora, quando emergeva qualche ragazzo, oppure si mettevano come progetto proprio di previdenza, di premergenza, a parte l'andare dove c'erano i pascoli, andare verso Terranova, eccetera, facevano studiare il rapporto più intelligente fra i ragazzi, lo facevano studiare e per arrivare a delle professioni, ad esercitare delle professioni molto legate al potere. Erano sì medici,
ma erano magistrati, si puntava su queste professioni intellettuali, avvocati, questo era anche docenti, professori universitari. Ha lo stesso destino di Ciriaco Feddu vecchio, che era del 73, di Martino, c'è tutto che ha sposato che ha conosciuto a Sassari Giovanna Maria Zirulia, che aveva tutto un pantheon familiare notevolissimo. Era una conquista per questo esponente di una famiglia pastorale fare un matrimonio così. Si sono stabiliti, non lo fa l'avvocato, eccetera. Il dato biografico è questo comunque, che molti dei pastori, chi appunto per studi, chi appunto alla ricerca di pascoli migliori, comunque da Bittis emigrava in volo. Un altro aspetto, perché poi c'è un aspetto, come dire, più doloroso dell'immigrazione, cioè l'immigrazione per necessità, perché qui a Bitti o si è emarginati o si è all'interno di qualche faida oppure non si aveva professionalità tali per cui potevi rimanere in paese con una professione che ti potesse realizzare anche dal punto di vista personale. Venendo un po' più in qua, parlando degli effetti dell'espansione della rodola, della Moto Guzzi che sostituiva a Bitti, soprattutto nel secondo dopoguerra, ogni trattore che arrivava erano braccia che dovevano scomparire dall'azienda, perché se su 100 ettari lavoravano 5 fratelli maschi che poi a loro volta creavano delle famiglie, con l'arrivo del trattore non c'era più necessità, non solo necessità, non c'era più reddito da suddividere in 5, e da lì parte un altro tipo di emigrazione. Ecco, questo è il ma l'emigrazione di cui parla Ciriaco, l'emigrazione di Rachella, non è tanto un'emigrazione di necessità, è invece per lavorare. È l'esilio, cioè vado via da una città dove io non posso più stare, dove la mia famiglia non può più stare, cioè noi abbiamo finito il nostro ruolo sociale, finito con quei lavori, finita la carriera, poi tolta la casa, devo andare via. Il padre, che ha capito, che ha fiutato l'evolversi dei tempi, quasi la manda via, anche se continua a seguirla nel suo ruolo paterno, entrando nei suoi pensieri, consolandola talvolta e consigliandola, anche svelandole delle cose, la questione delle date, eccetera. Stai attenta, le diceva. Giudisterru, che ha preso in considerazione Diego Asproni, è quello amaro, quello di necessità, è quello che ti fa andare via malvolentieri dal tuo paese. Devi andare via per necessità, non stai facendo una scelta, anche se per migliorare, ma non stai facendo una scelta giustificata, è un'imposizione, devi andare via. Ecco, questa è lei. Sempre parlando dell'Argentina, avete parlato ora di doppia emigrazione. Devo dare un dato realistico dai miei ricordi. Una quindicina d'anni fa un mio cugino in secondo grado dell'Argentina gli diceva: ma tu vieni sempre, hai una professione in mano che ti consente di vivere bene anche qui. In Argentina, come tu hai ampiamente detto, la situazione politica non è sempre tranquilla, anzi. Allora ho detto: tornatene a Bitti, troveremo insomma dalla casa, dalla sistemazione, eccetera. No, dice, io vedo che tornare a Bitti mi piacerebbe molto, sto tornando a dove sto bene dal punto di vista psicologico, ma sarebbe un reemigrare, cioè essendo già nato lì, essendo il suo DNA era già
come dire, condizionato dalla situazione argentina. Non voglio rifare una doppia, la mia famiglia non può permettersi di fare una doppia esperienza di immigrazione. E a proposito di DNA, hai detto che le tue cellule, le cellule dei tuoi coetanei, contengono quelle vecchie impressioni, la cucina pastorale di allora, no? La Ziminea, la Forredda, la Mesa, la Credenza, eccetera, eccetera. Questo è verissimo. Io ho sempre detto che nel nostro DNA non solo c'è la nostra prima casa, i nostri amici d'infanzia, c'è anche il nostro paesaggio. Da qui, da Cumbettu, si vede Borocamino, che per tutto il paese rappresentava quella chiesetta bianca, l'andare e tornare dai sul campo. Ora, questo fa parte, secondo me, del nostro DNA, questo sentimento, questo ricordo. Metterci o davanti o dietro una pala eolica, per dire, colpisce non tanto la cartolina ad uso turistico, colpisce tutti noi vitesi che siamo nati prima del 90. Questo è il... Prima del 90? Sì, prima del 90. C'è qualche altro intervento? Aspetta. Sta emergendo fuori, io non ne volevo parlare, ma la questione delle donne... Ti aspetto. La questione delle donne in Ciriaco Freddo. Questo romanzo è fatto soprattutto di figure femminili, non che i maschi non ci siano e non che non abbiano un ruolo, bello o brutto, nel bene e nel male, ma le donne. Ciriaco continua a scrivere da donna, continua a parlare di donne come se fosse egli stesso una donna, cioè ha questa facoltà di introspezione, di comprensione dei problemi, non riesco a trovare niente. Comunque si immedesima in punto tale che se il romanzo fosse anonimo io la leggerei con no, questa è una donna che scrive e questo basta. La donna è vista anche come identità e ritorna all'identità. Giorni fa parlavamo a margine di un'altra presentazione e io ci ho visto la figura di Rechella in questo, cioè quanti gli uomini di Rechella che hanno fatto tanto per compiacerle, erano sì condizionati, ma in qualche maniera volevano il suo consenso, volevano essere accettati da lei. C'è qualcuno che dice che tutto si fa per piacere ad una donna o per avere il suo consenso, sia in famiglia sia fuori in società. Tornaci a parlare nella tua replica adesso delle donne di Chile. C'è qualche altro intervento? Sì. Prego Lorenzo. Aspetta di rispondere. No, è una cosa che si collega direttamente a quello che ha detto lui, no? Io il libro anch'io ho cominciato a leggerlo oggi, quindi non mi esprimo su, ma è su un fatto, diciamo, lei parla una donna parla come una donna, diciamo così, no? Siccome nella mia visione ristretta per un uomo parlare e ragionare come una donna è impossibile, no? Forse mi sbaglio. Io volevo sapere lei come ha costruito questo suo entrare dentro la testa di una donna, insomma, capito? Cosa che per me è una cosa, a mio parere, difficile da Scrive come una donna, nel senso che lui ha avuto una influenza molto più ricca sul versante femminile nella sua vita, tant'è che ricorda sempre le nonne quando parliamo, molto meno i nonni, quindi vuol dire che le donne hanno avuto un'influenza più importante in lui. Uno. Due, io ho scritto un libro che è intitolato Femmina e appunto iniziando a scrivere dico
come può lo sguardo maschile entrare nel tempio inesplorabile del mondo femminile? Allora, uno è che influenza ha avuto le donne nella parentela, l'altro è, come dice il grande psicologo Jung, che c'è in ogni uomo una parte femminile e in ogni donna c'è una parte maschile, e dice animus è la parte maschile, anima è la parte femminile. Quindi in me c'è una parte maschile preponderante, animus, e una parte meno, ma c'è e come, femminile. Accade che gli uomini, per essere homines, uccidono la parte femminile. Per esempio a Bitti si uccide sempre la parte femminile. E inizia a dire, se prende che è una minetta. Uccidono la parte femminile, può essere homine vero, in realtà impoveriscono in una maniera terribile la ricchezza interiore, per cui diventano aridi, perché la componente femminile è da elaborare assieme a quella maschile, pur essendo inferiore, ma un uomo si arricchisce di questa componente che ha dentro di sé femminile. Se gliela bruci o la chiudi, come succede in molte culture ma in altre non succede, e allora tu sei uno, tanto sei un uomo vero, no, sei un uomo mancante della parte nobile che ti veniva come delicatezza, come sensibilità, come un diverso tipo di intuizione. Allora non bisogna ucciderla. Ciriaco Fetu non l'ha uccisa questa parte femminile, in me non è morta questa parte femminile, per cui riesce in qualche modo, per quanto sia un mondo difficilissimo, anzi quasi impossibile, perlomeno sei sulla porta del tempio e senti qualche risonanza di ciò che avviene dentro, e questo ti permette di poter entrare in qualche modo nel mondo femminile, per quanto è possibile. In lui addirittura è elaborato questa componente, l'ha arricchita, l'ha affascinata anche per diverse letture che ha fatto, perché dovete sapere, chiudo, per non allargare il campo, che Ciriaco ha fatto degli studi approfonditi, per esempio, su Dostoevskij, il grande scrittore russo. E mi chiedo com'è che un ingegnere elettronico fa degli studi approfonditi su Dostoevskij. Ha realizzato una cosa che vorrei che voi vediate, io mi auguro di poterlo vedere, un lavoro su Grazia Deledda. Sì. Documentario. Ma soprattutto questo di Dostoevskij, ma di altri scrittori asiatici, americani, li cita come conoscenza usuale. Quindi voglio dire, anche nelle letture ha recuperato questa presenza femminile e in lui si è ingrandita talmente che per motivi forse inconsci, io credo, forse le nonne, Grazia Deledda dice l'eredità mia di scrittrice mi viene sul versante femminile, non sul versante maschile. Mi riconosco come scrittrice perché l'ho ereditato dalla forza delle donne vergini, cioè dell'originaria femminilità. Il femminile, il femminino, lo affascina e perciò è maestro di questa descrizione. Una domanda. Posso che è una domanda interessante. Non pago profumatamente. No, quando dice sempre parliamo da fondo, parliamo di donne. No, andiamo a dove? Una domanda, non riesco a sapere la parte, comunque batto una parte in un bel data del rapporto tra realtà e linguaggio. Questo è molto interessante, insomma, si tratta di tabacchiredo che gli ha questa domanda, e poi una parte che in un bel parte il destino teoria deterministica, insomma, determinato, ecco, cioè che quasi qua le narrata ma che vi potremmo fare che noi tanto questo tu quanto è scritto, poi va bene che la questa osservazione le narrata michino nel degai eccetera eccetera che all'estesa, ecco, ma mi interessa di più questo rapporto tra realtà e linguaggio, però non sa cosa pagina, se no è interessante la legge. Dai, se la mettete sicuro Ciriaco, perciò a te la parola. Allora,
evidentemente noi siamo in un insieme anche privilegiato proprio perché siamo sardi, no? Quindi noi abbiamo tante scarogne, tante sventure nell'essere sardi, però abbiamo anche tanta ricchezza di questi temi che possono essere effettivamente sviluppati. Il discorso del destino e della libertà, quindi il discorso un po' se noi siamo giansenistici oppure se effettivamente esiste il libero arbitrio, eccetera, eccetera, io credo che affondi molto nell'essere sardo, perché noi purtroppo soffriamo di questa nostalgia immobile di cui ha parlato Nereide Ludas, no? Cioè purtroppo siamo molto schiavi di questa immobilità, di questa nostalgia immobile, e per cui alla fine tendiamo a confondere evidentemente il destino e dargli un'impronta più forte di quella che effettivamente è. Quindi non è un discorso, come posso dire, di semplice fatalismo, è più interno, però il discorso poi si tramuta in una forma di immobilismo che è quello che ci penalizza tantissimo, perché comunque anche vedere quella chiesetta lì, no? La chiesa lì e cose lì, cioè non è, adesso anche questo stiamo attenti, cioè tutti i popoli hanno un attaccamento alla propria terra, no? Noi abbiamo io ho l'attaccamento a Bademanna, voi avete l'attaccamento a questo, però vado in giro per il mondo, tutti, uno che è nato in un certo posto ha degli attaccamenti, cioè non è che sia una caratteristica nostra il fatto che noi vediamo quella cosa lì e ci appassioniamo. Il problema nostro è che da lì non usciamo fuori, cioè non andiamo oltre quella chiesetta lì, e questo è il problema nostro, perché lì ci afflosciamo, d'accordo? Non riusciamo ad andare fuori da questo discorso qua, e quindi tutto diventa destino, non è più la nostra volontà, no? Non è più la nostra volontà, diventa destino immanente, capito? Che è una nube che ci condiziona, e questo è sbagliato, questo è fortemente sbagliato. Noi possiamo fare tanto, infatti quando poi, voglio dire, un sardo va fuori, guarda caso si conquista tante cose, perché essere bittese fuori, anche gestire un'azienda, cavolo, conta, e conta bene, non conta male. Quindi abbiamo tante armi al nostro problema, che in questo ambiente qua, perché abbiamo preso troppe bastonate in testa, noi reagiamo in una maniera con l'immobilismo. Questo era un po' il discorso. Ma il discorso si può chiudere così, e abbiamo una visione ambivalente. Una è: nessuno è manca da suo destino suo. Uno. L'altro è: bisogna dare che fronte a sa vita. Noi abbiamo entrambi queste. Non è un affidarsi al destino tanto ieri te potò il destino scorso, no. Ammettiamo sul versante di una prospettiva futura e che può succedere, la vita mia come te potete andare. Io già disponibilità prima al del sardo, di molte bambini da sardi si esprimono, ecco l'augurio. Ma non è una dimensione di affidamento destinale per cui pertanto io non esisto, no? Tu devi essere valente, affrontare anche il fronte, la vita la deve raffrontare, cioè deve essere uomini e gabbare, femmina, in cui è una femmina, con arrestito, che resiste alla vita, alla storia anche la più deprimente. Quindi non è vero che noi siamo abbandonati al destino, tanto, tutt'altro. Però ammettiamo che c'è una prospettiva futura che è inconoscibile e che dipende dalle combinazioni della vita, e che ne può succedere. Non dipende dai noi. Ma al suo stesso tempo, come io sono vivendo, la so che ranne. Quindi siamo pure guerratori. Pur non avendo una visione ottimistica, noi perché non avendo una visione ottimistica, tuttavia di fatto operiamo, facciamo, ci impegniamo, combattiamo. Non ti devi arrendere, non ti devi sforare.
Javasi che già animo, ma le significa che non era l'animo, quindi che due o tre parti parole italiane, de animo, e il testo è animoso, animo che non la metta, che non è che io verrà. Chiedo scusa, velocissima. Allora, intanto io sarei voluta essere presente a Lula, ma non ho potuto. E quindi questo mi dispiace molto, ho cercato di recuperare stasera. E vengo con un'arma in più, nel senso che ho leggiucchiato il libro. Come ha detto Marilena, però occorre leggerlo e rincorrerlo questo libro. E io ho trovato una differenza, se mi è permesso, rispetto ai suoi libri che io ho letto, dove lei è tecnico, ok? Cioè ha un modo di raccontare che è totalmente diverso. Qui invece acquisisce quella che io chiamo la letteratura ispirata e che ha detto anche il professor Bandini. E in questo romanzo, che in qualche modo vede il suo nucleo principale in Rachella, c'è un'impronta non degli autori americani che sono stati citati poco fa, che lei non ha niente da condividere con questi autori americani, invece c'è molta America Latina, c'è molto sud del mondo, dell'America, e il personaggio di Yaya io l'ho rassomigliato, forse sbaglio, a Ferula del romanzo di Isabel Allende, La casa degli spiriti, e questo personaggio così forte, così straordinario, che viene fuori in tutta la sua potenza, nel bene e nel male, perché Rachella, prima che sapesse per visite del maleficio di questa donna, in qualche modo rappresentava Yaya de Martino e quindi era una figura importante. Ecco, io vorrei capire che cosa l'ha spinta a creare questo atto di letteratura. Secondo me è stato proprio un salto in avanti con questo libro che lei ha avuto. Forse sbaglio. No, non sbaglia, nel senso che, ripeto quello che dicevo prima, il libro non è più mio, il libro è suo. E quindi lei sente certe cose e avverte certe cose che magari sono diverse da un'altra persona. Quindi io lo rispetto molto, mi piace molto questa analisi, chiaramente mi inorgoglisce, quindi divento vanitoso, però il discorso è, in realtà si migliora, cioè lavorando sui libri, da un libro all'altro si deve migliorare, se no vuol dire che stiamo nel ricoglionimento, abbiamo 26 anni noi due, quindi abbiamo la cosa che piace. No, bisogna cercare di migliorare. E come si migliora? Si migliora intanto leggendo tanto, perché io leggo tantissimo e quindi migliora e si capisce dove gli altri stanno migliorando, dove stanno peggiorando, cosa stanno mancando, e secondariamente scavando meglio dentro di sé. È chiaro che si può scavare meglio dentro di sé quando si hanno 70 anni che non quando si hanno 20 anni, che ancora la carota di cosa non è del tutto completa. Però, come posso dire, se non ci fosse per esempio il discorso che diceva prima cosa, se io non avessi approfondito Dostoevskij, non avrei potuto avere quel tipo di capacità di interiorizzazione, perché non è una capacità di interiorizzazione italiana. Gli italiani sono scarsamente animali che sanno interiorizzare, sono più i russi, sono più altri popoli che veramente, generalmente gli slavi, che entrano più dentro un discorso di interiorizzazione. E questo è il massimo di tutti, è Dostoevskij, non c'è altro come Dostoevskij, non c'è Tolstoi, non c'è nessun altro. E quindi voglio dire, questo qui aiuta, cioè leggere Dostoevskij e rileggerlo a una certa età e tirare fuori delle cose da Dostoevskij a una certa età vuol dire aumentare la propria capacità di essere un buono scrittore, un miglioramento, dico che sono sempre in miglioramento, spero che poi non ci sia qualcuno. Però voglio dire, finché posso combatto, come dice lui, e combatto perché devo lottare contro la pagina. Domani tutti a leggere Dostoevskij oltre che Stella Mead. E comunque ci salutiamo
iniziamo con la lettura di un brevissimo brano. Io ringrazio tutti per la presenza, per la partecipazione, grazie a Ciriaco Fedu con tanti auguri per le prossime opere letterarie, immagino che ci sorprenderai ancora. Grazie a Bacchesio Bambino, grazie a Diego Carli. La parola a Giusy, e grazie anche a lei, grazie a BT TV. La parola a Giusy che ci legge un breve brano e ci salutiamo. Ci lasciamo con questo piccolo brano che può accendervi un'ulteriore curiosità per poter completare per chi ha iniziato la lettura e per chi ancora deve iniziare. Mia nonna è una strega, hai visto? Martino mi aveva chiesto, di nuovo soli nella sua torre di guardia, dopo che ci eravamo a lungo stretti e accarezzati, come se questo potesse salvarci dai nostri pensieri. Sentivo in lontananza i campanancimenti che mio padre aveva sfiorato, mia madre che rimproverava mio fratello Antonio per qualcosa che aveva a che fare con l'arte, il raio di buonanotte di Bilubì, ma mi sentivo protetta dalla vegetazione e dall'oscurità. Il cielo era soffice come velluto e un ciuffo di nebbia avvolgeva il picco di Monte San Giovanni. Avevo cercato parole che non avevo e infine gli avevo sussurrato. Tutte le donne sono un po' streghe. Mi sentivo materna e avrei voluto baciarlo teneramente sul collo, ma non osavo. I baci erano sempre la conquista finale e lui adesso doveva dire qualcosa. No, mi aveva infatti interrotto. Lei è una vera strega, non come quelle povere donne spiritate che conoscono Zerberbos, le frasi usate per curare animali e persone. Aveva fatto una pausa e poi aveva continuato. Sai, non penso proprio che lei da piccola scrivesse poesie, ma vere parole magiche. Il padre doveva esserne terrorizzato. Per questo motivo le ho permesso di lasciare Olbia e venire qui, sposata a un servo pastore. È stato costretto dagli incantesimi di sua figlia. Probabilmente la temeva, hai ragione. Mia madre dice che siete proprio una strana famiglia. Lei, hai visto, può diventare una principessa cinese, mi aveva ancora interrotto. Chissà poi cosa significa. Ha dei poteri Rachella e vuole che io, sì, ho sentito cosa vuole Iaia da te e gli aveva carezzato la guancia. Ma tu sei speciale, Martì, ricordalo, tu sei più forte di lei. E con questo